Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della regione Liguria. Liguria, Lombardia e Piemonte fanno squadra per potenziare i collegamenti ferroviari. Dal 28 marzo ci saranno 39 treni in più, ogni fine settimana e nei giorni festivi, tra le tre regioni. Un servizio aggiuntivo che offrirà maggiori possibilità a cittadini e turisti di muoversi da e per la Liguria, per tutto il periodo primaverile ed estivo. Grande successo per l'appuntamento all'ospedale Villa Scassi di Donna in Salute Open Weekend 2026, l'iniziativa dedicata alla prevenzione femminile. Nel fine settimana appena trascorso sono state effettuate oltre 600 visite gratuite. Prossimo appuntamento sabato 28 e domenica 29 marzo all'ospedale Galliera. In Liguria sono in arrivo 3 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l'accessibilità e i ripascimenti delle spiagge dei comuni costieri, con un incremento del finanziamento rispetto al 2025 di circa 200.000 euro. 62 comuni riceveranno fondi destinati per il ripascimento, 22 per la pulizia, 14 per la sicurezza e 15 per l'accessibilità. Proseguono i lavori nel cantiere della nuova scuola in zona Fontanin a Ventimiglia. L'intervento prevede la costruzione ex novo dell'edificio scolastico che potrà accogliere complessivamente 250 alunni suddivisi tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto ha un valore complessivo di 5,5 milioni di euro. Nuovi interventi nel Savonese. A Toirano è stato inaugurato il rinnovato Parco Rosciano, dal costo complessivo di 205.000 euro, mentre a Boissano procedono i lavori sui fabbricati di via Polenza 45, destinati a finalità sociali grazie a un investimento complessivo di 310.000 euro. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.